benvenuti alla Stella Azzurra. La 20ª giornata della Serie A della Lega Calcio a 5 vede di fronte Costa Rica ed SMC 1989. Costa Rica subito in avanti con l'azione, bello lo scambio, Rubertà! Al primo minuto Rubertà liberato da una grandissima azione dei suoi, fa 1-0 per il Costa Rica. SMC che attende basso. Solito possesso palla del Costa Rica, Rubertà, il passaggio dentro di Cintio sotto il portiere, Orsini non può nulla, è il 2-0 del Costa Rica che mette subito in chiaro le cose. Azione tentata dall'SMC ma c'è la ripartenza del Costa Rica, 2 contro 0, il passaggio di fronte al portiere ed è facile per Carmine Silvi fare 3-0 per i suoi in apertura. Corner per il Costa Rica, battuto veloce e Minchillo con la maglia numero 10 a siglare il poker del Costa Rica, 4-0. SMC in grande difficoltà, altro corner per gli uomini in maglia rossa e da un velo arriva da dietro Montefusco, la piazza col piattone, è il 5-0. Punizione, è uno schema, gliela appoggiano e Montefusco la sua doppietta, immediato il 6-0, dilaga il Costa Rica nel primo tempo. Prima reazione dell'SMC 1989 con la sfera pilotata sulla banda sinistra, c'è il bello scambio, Bagnato segna sul primo palo col sinistro, forse non cambia la sostanza ma fa 1-6 per i suoi. Di nuovo il Costa Rica col bel dribbling di Minchillo che la porta fino in fondo, gran gol di Minchillo, ancora lui, doppietta, gran dribbling e scarica di sinistro. Altra azione del Costa Rica, sempre bella, tutta palla a terra, verticale l'appoggio poi sulla banda sinistra, sfera che torna indietro, continua il possesso palla degli uomini in maglia rossa, c'è un altro scambio, Rubertà riceve il pallone di ritorno, l'1-2 infinito del Costa Rica che mette il punto esclamativo, 8-1 di Rubertà. Partita già chiusa nel primo tempo ma continua ad attaccare il Costa Rica. Palla girata a destra, la va a raccogliere, il tiro parato e ancora Rubertà, sempre lui, il 9-1 del Costa Rica che non si ferma più. SMC che orgogliosamente tiene palla sulla banda sinistra, c'è il passaggio a destra, il tracciante dentro ed è facile a porta vuota fare gol per Fabio Paradiso, è il 2-9 per i suoi. Costa Rica che sbaglia il possesso basso, allora l'SMC con un'altra azione di fronte al portiere segna il gol del 3-9, dimostra di essere ancora vivo. Costa Rica che si riporta in avanti, c'è Minchillo solo fuori area, gran parata del portiere. Rilassato ora il Costa Rica, arriva il corner, la palla che rimane lì e Paradiso segna la sua doppietta personale, vale il 4-9, il Costa Rica rimane molto avanti. Costa Rica al possesso basso, i soliti passaggi ripetuti in difesa ma arriva il triplice fischio, il Costa Rica con la vittoria oggi 9-4 sull'SMC 1989, approfitta della sconfitta dei Cresis contro il Tintarella e ora è primo solo in testa alla Serie A della Lega Calcio a 5. Erano forti, sono secondi, è giusto che sia così, sono una delle poche squadre che gioca veramente bene, scambiano la palla, girano, individualmente sono tutti bravi, quindi erano nettamente più forti, non c'è stata partita, peccato per il primo tempo, come al solito siamo entrati male in campo, abbiamo preso dei gol stupidi. Sì, forse non siamo mai stati primi in classifica, però avevamo avuto un'occasione 3 settimane fa, non l'abbiamo sfruttata e oggi finalmente siamo riusciti, siamo contenti, ma più che altro noi siamo contenti già quando ci vediamo qui a giocare tutti insieme perché siamo tutti vecchi compagni di squadra, quindi a prescindere dal risultato va bene così, insomma, siamo qua per divertirci prima di tutto, poi quello che viene è tutto di guadagnato.